fatto la guida alpina per 45 anni. I primi anni che ero diventato aspirante guida, diciamo che si facevano, cioè sui ghiacciai non c'erano grossi problemi, anzi la Touronde per esempio la si faceva durante tutta l'estate e quindi si andava bene. Adesso purtroppo i cambiamenti sono diventati drastici, soprattutto negli ultimi 10 anni, e poi non parliamo di quest'anno. Quest'anno è veramente stato un anno particolare, un anno dove la pioggia si è vista ben poco, la neve durante l'inverno altrettanto, e speriamo che le cose cambino, perché sennò così non si va mica nel verso giusto. Il fatto che ci siano stati dei crolli, che ci siano state delle frane, è evidente, perché l'ambiente, soprattutto negli ultimi anni, non ci sono state delle nevicate importanti nel periodo autunnale, perché il periodo autunnale è il periodo migliore per le nevicate, perché la trasformazione, tra virgolette, della neve in acqua è molto più lenta, quindi va tendenzialmente a produrre del ghiaccio e quindi a solidificare le pareti di roccia. Questo non avvenendo queste grosse nevicate e avvenendo delle nevicate piuttosto importanti, ma nel periodo maggio-aprile, quando la neve si trasforma rapidamente in acqua, non fa bene di sicuro alla natura e soprattutto all'ambiente di montagna. E questi fenomeni purtroppo saremo, se non cambia un po' tutto, saremo sempre più soggetti ad avere un non controllo, tra virgolette, dell'ambiente. Dico sempre, i sassi è difficile che salgano, ma sono destinati a scendere. Quindi purtroppo siamo destinati a vedere dei crolli, siamo destinati a vedere parzialmente delle montagne che hanno dei crolli che, tra virgolette, poi non sono sempre prevedibili, ecco. Poi bisogna anche tenere in considerazione che per andare in montagna tu parti verso le 11, mezzanotte, e fai le salite, gli itinerari, quelli chiamiamoli classici, e deve avere delle temperature che sono di sotto dello zero. Però purtroppo negli ultimi anni le temperature sotto lo zero in alta quota e soprattutto l'isoterme è salito in una maniera che fa veramente paura ed è esponenziale. Cioè ci sono stati dei momenti che la temperatura di zero termico era sopra i 5.000 metri, quindi è una cosa, cioè, da non poter fare certi itinerari. Un cambiamento climatico è un'evoluzione, una tendenza a lungo termine di qualche grandezza che contraddistingue l'atmosfera, per esempio la temperatura o la pioggia. Sono fenomeni che sono sempre variabili nel tempo, c'è sempre stata nel tempo una differenza tra un anno e l'altro. Il problema dei cambiamenti climatici indotti dalle attività umane è quando c'è una tendenza continua nel tempo che porta per esempio all'aumento della temperatura oppure alla diminuzione delle piogge o all'aumento dei fenomeni estremi. Tutti questi fenomeni si stanno verificando soprattutto a partire dagli ultimi 30 anni, quando osserviamo un netto aumento della temperatura a livello globale e anche nelle nostre regioni, anche sulla regione alpina particolarmente marcato, e una maggior variabilità delle precipitazioni, cioè periodi siccitosi che si alternano magari a precipitazioni molto intense che possono anche dar luogo a delle alluvioni. Ecco, le evidenze del cambiamento climatico sono soprattutto connesse al progressivo riscaldamento globale. Su questo non ci sono più dubbi, perché tutte le serie indicano un aumento via via maggiore, un incremento della temperatura media. La variabilità invece delle precipitazioni rimane uno degli elementi che fa sì che alcuni anni si possano registrare precipitazioni più intense o più abbondanti e in altri anni invece ci sia scarsità. Per quanto riguarda il parametro della precipitazione, quindi il cambiamento climatico sta determinando sostanzialmente un aumento della variabilità e un aumento dei fenomeni estremi. Questo sta a significare che ci attendiamo e stiamo registrando precipitazioni sempre più intense e un aumento della frequenza degli eventi più intensi.
Quest'anno per esempio stiamo osservando abbondantissime nevicate che sono al di sopra della media degli ultimi 10-15 anni. Questo fa parte della normale variabilità delle precipitazioni, non significa che siamo in una fase di riduzione del cambiamento climatico o che il cambiamento climatico in realtà si è arrestato lo scorso anno. Ma giustifica invece una maggior quantità di energia che c'è nell'atmosfera e quindi proprio è una evidenza, una conferma del fatto che sta cambiando l'equilibrio dell'intero pianeta. Il paragone da prima adesso ed è molto semplice, cioè ripeto il concetto, la Touronde la facevi durante tutta l'estate, poi man mano che sono passati gli anni sempre meno, la via normale è diventata sempre più secca e quindi diventando sempre più secco sempre più pericoloso, quindi non devi più andare su degli itinerari che prima erano normali, ma bensì devi abituarti ad andare a scegliere itinerari completamente diversi, perché diventano questi itinerari troppo pericolosi. E in effetti l'alpinismo, se andiamo a guardare, una volta quando si parlava di ascensioni invernali si diceva beh, d'inverno fa più freddo, qui e lì e una storia l'altra, ma adesso certe salite vengono fatte solo d'inverno perché le condizioni lo permettono, di sicurezza, perché è ghiacciato e quindi non ci sono cadute di sassi, e invece adesso come adesso bisogna veramente fare attenzione a evitare certi itinerari perché essendo troppo secco, essendo troppo caldo, diventano estremamente pericolosi e inaccessibili. Quali sono gli scenari di cambiamento climatico in Val d'Aosta? Quello che ci aspettiamo è che ci sarà un aumento delle temperature compreso tra 2 e 6 gradi e una riduzione tra il 20 e il 50% delle precipitazioni estive. Questi fattori avranno degli impatti importanti sull'agricoltura di montagna in Valle d'Aosta. In primis ci attendiamo una riduzione della disponibilità idrica, un aumento della domanda di acqua per l'irrigazione, degli impatti anche allevamento del bestiame, perché potrebbero esserci condizioni di temperatura e umidità tali da portare uno stress agli animali, una riduzione della produzione di latte. Importante sarà l'effetto dell'interazione tra i cicli stagionali delle piante e la relazione con i patogeni, con gli insetti, con gli impollinatori. Ci stiamo quindi muovendo verso un futuro in cui non sappiamo che cosa succederà e quali saranno le risposte dell'agricoltura di montagna. Un altro esempio importante è quello degli eventi estremi. Occuparsi di cambiamento climatico in questi anni è quasi una fortuna, perché ogni anno abbiamo la possibilità di osservare un nuovo evento estremo. C'è l'anno con la fusione della neve estremamente anticipata, c'è l'anno con l'ondata di calore a luglio, c'è l'anno senza precipitazione ad agosto. Sono veramente eventi estremi che stanno avvenendo sotto i nostri occhi, ampiamente previsti dagli scenari climatici 10 anni fa. Quello che sta succedendo quindi ha già degli impatti sull'agricoltura in Valle d'Aosta. Un esempio può essere l'impatto dell'ondata di calore di luglio 2015 che ha causato un ingiallimento anticipato dei pascoli, quindi gli allevatori sono stati costretti a portare le bestie giù dai pascoli molto prima. Il più recente di tutti è invece la gelata di aprile 2017. In quel caso lì l'evento estremo non è stata la gelata, ma è stato il caldo anomalo che c'è stato nei mesi precedenti. Abbiamo avuto un periodo di marzo caldissimo che ha proprio fatto da motore alla partenza della vegetazione, e poi dopo c'è stato un evento di gelata primaverile in aprile del tutto nella norma, ma che invece di colpire delle piante ancora dormienti ha colpito delle piante ampiamente sviluppate. Le gelate tardive ci sono sempre state, o
occasionalmente si presentano con una certa frequenza, magari piuttosto rare, ma ci sono. Il problema della gelata del 20-21 aprile del 2017 stanno piuttosto nell'eccesso di temperatura del mese precedente. Il mese di marzo è stato così caldo che ha sollecitato un anticipo notevole nella vegetazione. Le viti hanno emesso i loro germogli, le piante da frutto hanno iniziato le fioriture e quindi si sono trovate di fronte alla gelata in una situazione di estrema vulnerabilità che 100 anni fa non si sarebbe verificata, perché con l'inverno molto più freddo e la primavera più fredda la vegetazione sarebbe stata molto più in ritardo e quindi meno vulnerabile all'evento di freddo durato poi un paio di notti. Quindi un evento breve di 2 notti ha creato un grosso danno per i 40 giorni di troppo caldo precedenti. Questo ha causato dei danni fortissimi sulla produzione di mele e di uve in Valle d'Aosta, soprattutto nella valle centrale e nell'Alta Valle, zone che sono arrivate fino a una riduzione del 100% della produzione, 50% della produzione. Le attività che ARPA Valle d'Aosta sta facendo insieme all'Institut Agricole sono proprio per cercare di misurare questi fenomeni, cercare di descriverli e misurarli continuamente nel tempo per poter produrre poi dei sistemi di allerta o dei sistemi previsionali che consentano di porre rimedio a questi impatti. Sicuro è che l'agricoltura in Val d'Aosta dovrà adottare politiche e pratiche di adattamento proattivo, cioè adattarsi prima che questi danni si manifestino, che possono andare da sistemi di misura, sistemi di allerta, modifica delle pratiche di coltivazione, modifica delle varietà. E la buona notizia è che lo sappiamo che cosa ci aspetta nei prossimi anni e quindi tutto quanto il sistema si potrà muovere in tempo per adottare le politiche di adattamento necessarie. Le maggiori difficoltà per un agricoltore sono la conoscenza di questi cambiamenti climatici, quindi la tendenza degli ultimi anni all'aumento delle temperature e alla riduzione delle precipitazioni e allo scombussolamento di alcuni periodi dell'anno, vedi gelate tardive o caldi improvvisi in primavera, fanno sì che non conoscendo cioè la tendenza del clima rischi di fare dei danni in agricoltura. Quindi bisognerà nel prossimo futuro ben programmare le coltivazioni. Le possibilità di adattamento al cambiamento climatico dipendono moltissimo dalla capacità di comprendere adesso qual è il cambiamento in corso. Il cambiamento climatico altera molto le condizioni entro le quali gli agricoltori prendono le loro decisioni. Gli agricoltori anche in condizioni di clima stabile, pensiamo per esempio alle condizioni di clima di 20 anni fa, della metà degli anni 90 o dell'inizio degli anni 90 del secolo scorso, quando il clima forse era stabile, comunque avevano a che fare con una certa variabilità di fenomeni meteorologici. La capacità degli agricoltori, diciamo la parte centrale del mestiere dell'agricoltore è sempre stata quella di saper identificare la variabilità dei fenomeni meteorologici che si presentano lungo il periodo di sviluppo del ciclo colturale per capire quali sono le scelte migliori da fare per gestire lo stesso ciclo colturale. Ora, qual è il problema? Il problema è che il cambiamento climatico sta modificando la variabilità dei fenomeni atmosferici, meteorologici e dunque dell'impatto che c'è in termini di produzione agricola, di fabbisogno di risorse, in termini di rese produttive, di sensibilità all'attacco dei patogeni e così via. Quello che sta succedendo già ora, e non dobbiamo aspettare assolutamente il prossimo decennio, il prossimo ventennio, già ora rispetto alla cognizione che gli agricoltori hanno sviluppato nel tempo della distribuzione di probabilità degli eventi meteorologici, delle condizioni climatiche, già ora è una modifica, sta succedendo proprio questo, sta cambiando la distribuzione di probabilità di questi eventi. Questo significa che gli agricoltori in molti casi hanno difficoltà a pianificare l'attività anche annuale, non sto parlando di investimenti nel medio-lungo termine, sto parlando delle attività
di gestione annuale, che sono delle attività che vanno condotte, diciamo, nell'arco del ciclo produttivo. Già ora l'agricoltore, quando prende tante delle sue decisioni, ha difficoltà a inquadrare quale sarà lo sviluppo delle condizioni climatiche nel corso dei mesi futuri, dei mesi in cui si svilupperà la produzione, in cui si svilupperà il ciclo colturale, in cui si svilupperà l'attività produttiva. Quindi già ora ha una difficoltà a inquadrare la maniera migliore di gestire le sue attività. La frutticoltura al momento, grazie agli impianti di irrigazione, si è salvata, ma bisogna avere l'acqua. L'innalzamento delle temperature, la scomparsa graduata dei ghiacciai è una tendenza che da qui ai prossimi anni continuerà, e questo forse diventa il motivo per cui bisogna incominciare seriamente ad analizzare e a capire cosa si può fare. In Valle d'Aosta, parliamo di secoli fa, si sono messi in piedi dei canali di irrigazione che servivano proprio a portare l'acqua dove l'acqua non arrivava, ma perché non pioveva, non perché non c'era, perché non pioveva. Quindi il passato ci ha già dato una spiegazione di come poter fare. Sta a noi forse oggi modernizzare questa analisi storica, quindi aiutare la singola specie vegetale per le sue esigenze nel miglior modo possibile. Non è detto che più acqua serva a salvare quel tipo di pianta, magari c'è bisogno anche della stessa quantità d'acqua, ma ragionate in una cultura portata a una coltivazione, scusate il gioco di parole, a una coltivazione fatta in maniera diversa. Quello che si può fare per sostenere la capacità degli agricoltori è aiutarli a capire in che modo sta cambiando la distribuzione di probabilità degli eventi. In altre parole, quello che serve agli agricoltori non è tanto sapere che quella che abbiamo avuto è una delle estati più calde degli ultimi 100 anni, 200 anni. Quello che gli serve è capire qual è la probabilità di avere nei prossimi anni eventi che si ripetono con questo livello delle temperature. 2 o 3 anni fa abbiamo avuto un'estate molto piovosa anche in condizioni di temperatura elevata. Bene, quello che serve agli agricoltori è capire qual è la probabilità di avere di nuovo fenomeni di questo genere, ed è questo che noi non stiamo raggiungendo adesso, una conoscenza di questa cosa. Questa conoscenza si sviluppa integrando il lavoro dei climatologi con il lavoro degli agronomi, con il lavoro anche degli economisti agrari, ma soprattutto con la presenza degli agricoltori, perché insieme agli agricoltori bisogna identificare quali sono le fasi dei cicli produttivi che sono più esposte al cambiamento e dunque quali sono le fasi del ciclo produttivo che possono soffrire di più per una modifica, per uno spostamento delle distribuzioni di probabilità degli eventi. Questo perché appunto il mestiere dell'agricoltore è il mestiere di chi prende decisioni in condizione di elevata incertezza. L'agricoltore fa delle potature che avranno effetti nei mesi successivi, quindi l'entità delle potature viene fatta con un'ipotesi su quella che sarà la distribuzione di probabilità delle condizioni agroclimatiche dei mesi successivi. Se questo cambia notevolmente il quadro di scelte che l'agricoltore deve fare, ma per cambiare le proprie scelte l'agricoltore deve sapere in che modo sta cambiando la distribuzione di probabilità degli eventi, ed è questo l'aspetto su cui siamo al momento ancora molto deboli e su cui dobbiamo lavorare di più. Allora, rispetto alla gelata tardiva che c'è stata il 20 aprile 2017 in Valle d'Aosta, gli effetti sulla vite sono stati molto pesanti in diverse regioni della regione, in diverse aree della regione. Quindi abbiamo per esempio in alcune aree come Moget-la-Salle o come l'Anvers, quindi la parte esposta verso nord, in alcune zone si sono avuti danni del 100%, praticamente non c'è stata nessun tipo di produzione d'uva. In altre situazioni chiaramente la situazione non è stata così grave. Noi in particolare come Istituto Agricole nei nostri vigneti abbiamo avuto dei problemi soltanto in un unico caso, che però è abbastanza indicativo perché è il vigneto che si trova nel fondovalle e che quindi si trova in una zona dove in effetti non dovrebbe neanche esserci coltivazione di vite. Questo ad indicare che almeno per certe aree è molto importante e molto utile anche scegliere con precisione dove andare a impiantare la vite.
Per quanto riguarda però il riscaldamento climatico, il problema è quello di scegliere il giusto vitigno. Quindi a fronte di un aumento di temperatura bisognerà rilocalizzare, quindi ricollocare i vitigni che sono già presenti attualmente in regione, che sono usati per fare i vini di pregio della regione, ricollocarli nei diversi microambienti, quindi per esempio portarli più in altitudine o portarli da un versante esposto verso sud al versante esposto verso nord. In questo caso si possono ricreare delle condizioni tali da riportare le vendemmie nel periodo ideale, che sono quelle tra metà settembre e metà ottobre, grosso modo, perché il grosso problema è quello che il riscaldamento climatico, se non è gestito a questo livello, porterebbe a vendemmie sempre più anticipate, che peraltro è una tendenza che osserviamo nel tempo. Quando andiamo ad anticipare troppo la vendemmia, andiamo quindi a vendemmiare in pieno agosto, il problema è quello che abbiamo un vino molto diverso, perché non abbiamo più le temperature ottimali notturne, non abbiamo più una freschezza delle notti sufficiente per assicurare le qualità del vino in termini di freschezza, fondamentalmente di acidità, di colore e quindi anche di piacevolezza e di tipicità, e anche di tipicità aromatica peraltro. Quindi il problema è quello di collocare ricollocare il ciclo della vite nel giusto periodo, quindi andando a vendemmiare da metà settembre a metà ottobre fondamentalmente, e non prima. Il fatto di anticipare troppo le vendemmie non è una buona cosa, anche se apparentemente potrebbe anche sembrarlo, perché si potrebbe anche pensare che si finisce prima di lavorare, quindi è tutto più semplice. In realtà non è così, proprio perché cambiano completamente le condizioni diurne, ma soprattutto le condizioni notturne, e quindi cambia completamente la tipicità del vino e quel giusto equilibrio che i vini hanno attualmente. Quindi ovviamente questo vorrebbe dire andare a stravolgere quella che è la tipologia di vino attuale. La produzione agricola è responsabile di circa il 20% delle emissioni di gas a effetto serra nel mondo. Vuol dire che contribuisce per un quinto, anche più dei trasporti in una prospettiva mondiale, che sono attorno al 15%. Quindi vuol dire che il nostro modo di produrre alimenti, di commerciarli, e anche il nostro modo di sceglierli come cittadini e di cibarcene sono un potente elemento che controlla la quantità di gas a effetto serra che mettiamo in atmosfera. Le scelte alimentari contribuiscono a cambiare il clima. Si può scegliere cibo che ha contribuito poco al cambiamento climatico, e si può invece scegliere purtroppo anche del cibo che contribuisce in maniera molto maggiore. Per esempio la carne, il consumo elevato di carne danneggia particolarmente il clima, perché coinvolge due gas a effetto serra importanti: la CO2, derivante dalla combustione del petrolio e del carbone, ma anche il metano, che deriva dall'apparato digerente dei bovini, dei ruminanti. Quindi una dieta con molta carne è peggiore per il cambiamento climatico, una dieta con molte verdure invece è assai più, è una dieta più valida sul piano sanitario, ma danneggia anche meno il clima. C'è da dire che l'agricoltura è sia responsabile del cambiamento climatico per il 20%, ma è anche uno dei settori più danneggiati proprio dai fenomeni climatici, quindi rischia di essere uno dei settori che in futuro purtroppo subirà i danni da essa stessa prodotti.